La nostra associazione sicuramente non è scettica sulla questione dei cambiamenti climatici, anzi io penso che proprio con questa iniziativa abbiamo voluto dare un messaggio, rispondendo anche all'assessore, non solo che siamo consapevoli del problema in atto dei cambiamenti climatici, ma anche come affrontarlo operativamente, sia attraverso politiche di adattamento ma anche con politiche di contrasto. E peraltro all'entrata trovate alcune riviste, Verdi Ambiente, una rivista che patrociniamo, dove questi temi sono anche ampiamente trattati. Potete anche, ricordo, firmare una petizione che la nostra associazione ha lanciato da tempo in difesa di un'isola, della laguna San Giacomo in Paludo, che avevamo in concessione, ma che nell'ottica un po' della politica in atto attualmente in Italia vorrebbero trasformare in ennesimo albergo, quindi è molto importante anche la vostra firma. Grazie. Continuiamo quindi la discussione. Lascio la parola a Francesco Musco dell'Università UAV di Venezia, che interverrà sullo stato dell'arte della pianificazione per il clima a partire da esempi internazionali come New York, Chicago, poi affrontando anche in questo caso esperienze locali con la provincia di Venezia, le reti di città, l'Agenda 21, insomma temi anche peraltro molto conosciuti. Grazie. Grazie per l'invito, ma anche al Comune di Venezia e al Rettore dell'Università Ca' Foscari per l'ospitalità. Alcuni mesi fa, come UAV, assieme ad altri soggetti, l'Istituto Nazionale di Urbanistica, il Comune di Venezia, il Coordinamento Nazionale Agenda 21 Locale, abbiamo promosso 2 giornate di studio intitolate "Il clima cambia le città". Qualcuno ci ha criticato perché ci è stato detto ma sono le città che cambiano il clima. Questo è vero, però in qualche maniera siamo in uno stato talmente avanzato che vanno riadattati, cambiati, rivisti i sistemi di pianificazione a tutte le scale, come giustamente ci ha illustrato anche Emiliano Ramieri prima, per adattarsi ai nuovi scenari climatici che cambiano, ma soprattutto anche per cercare di rendere le città più vivibili e più adatte allo scenario climatico che in qualche maniera si va ad aprire. Mi pare di poter dire che ci sono alcune, almeno tre questioni su cui il rapporto tra cambiamenti climatici, pianificazione urbanistica e territoriali si sviluppano. Prima di tutto è un rapporto di carattere temporale. Molto spesso i sistemi di pianificazione delle città e del territorio sono, come dire, troppo strettamente legati ai mandati elettorali degli amministratori pubblici. In un scenario di cambiamento climatico, sia nel versante della mitigazione che dell'adattamento, questo va un po' fuori scala. Una delle prime cose che è stato detto col cambio della guardia all'amministrazione comunale di New York qualche settimana fa è stato proprio detto che al nuovo sindaco che continuerà le politiche di adattamento per il piano di New York all'interno della città. Il caso di New York è molto interessante perché è stata una delle ovviamente al di là della simbologia come importanza della città in sé, è stata una delle prime città che ha integrato lo strumento urbanistico di area vasta, in questo caso il piano metropolitano, con una parte dedicata alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Questo è un altro elemento importante, quello dell'integrazione, oltre a quello del tempo nel senso che dobbiamo agire con uno strumento di pianificazione di medio e lungo periodo, non dei 4 anni, 3 anni e mezzo del mandato elettorale del sindaco. Questo vale per Venezia, non vale solo per Venezia ovviamente, vale per tutti i contesti. C'è un problema fondamentale, l'integrazione tra gli strumenti. E a livello internazionale la pianificazione si sta occupando da un po' di tempo dei cosiddetti piani per il clima. Ne trovate accezioni molto diverse a seconda dei contesti, dagli Stati Uniti, dove sono stati sviluppati negli ultimi anni i cosiddetti Climate Action Plan a livello locale, a livello di città. È molto interessante il fatto che in molti casi sono le città che si danno da fare alla costruzione di questi piani, indipendentemente da quelli che siano le indicazioni di carattere nazionale o sovralocale dei livelli di governo superiore. Questo è molto interessante perché ha attivato delle sperimentazioni di carattere locale che molto spesso non necessariamente sono frutto di un'indicazione di un governo superiore di livello superiore che ha dato delle direttive.
Questo in qualche maniera ha chiuso, se possiamo così dire, una prima stagione di piani per il clima, intendendo piani per il clima sia piani che si sono occupati di mitigazione e di abbattimento alla fonte delle emissioni, sia di piani che hanno cominciato a introdurre i temi dell'adattamento. Pianificare e progettare in una città, se cade una certa quantità di pioggia in 6 mesi, non è la stessa cosa che pianificare una città se la pioggia cade in un mese. Gli eventi della Sardegna delle ultime settimane ce l'hanno dimostrato. Questo però cambia completamente la visione, cambia la visione dal punto di vista della strategia di pianificazione a livello comunale, all'area vasta e ovviamente anche alla scala regionale. Qualcosa si è cominciato a fare perché al di là degli esempi internazionali, New York, Rotterdam, ma tutte le città, molte aree metropolitane del mondo hanno cominciato a dotarsi di questo tipo di strumenti, ma anche in Italia si è iniziata a fare una prima riflessione. Non abbiamo dei piani, diciamo, in qualche maniera compiuti di adattamento. C'è una sperimentazione che è stata attivata dal Comune di Ancona un paio di anni fa all'interno di un progetto europeo. Il Comune di Venezia ha avviato un tavolo per la costruzione del piano clima, ma soprattutto anche la provincia di Venezia ha attivato un tavolo per la costruzione di uno schema di piano di adattamento a partire dal grande successo, in qualche maniera adesione all'interno del modello del patto dei sindaci. Il patto dei sindaci è l'altro strumento messo in campo dalla Commissione europea per dare atto alla mitigazione e quindi raggiungere gli obiettivi dell'Europa 2020 con la riduzione delle emissioni del 20%, l'abbattimento del 20% dei consumi energetici e l'introduzione del 20% almeno di energie rinnovabili all'interno dei processi di consumo e di vita all'interno delle aree urbane. L'altro elemento fondamentale in qualche maniera dell'innovazione della pianificazione rispetto ai cambiamenti climatici è quello che ha avuto almeno in quest'ultimo periodo un ruolo importante, quello delle reti di città. In molti casi la stessa Venezia, aderendo al C40, che è una delle reti che in qualche maniera sta promuovendo la costruzione dei piani di adattamento a livello urbano, l'ha sperimentato prima in alcune aree metropolitane del mondo, l'ICLEI, per l'Italia il coordinamento nazionale delle agende 21 locali e altre reti che in qualche maniera anche a livello europeo e a livello internazionale stanno promuovendo lo scambio di buone pratiche, lo scambio di esperienza tra le amministrazioni locali. L'elemento chiave però è l'integrazione su cui torno. L'integrazione tra gli strumenti della pianificazione del territorio della città ordinari e gli strumenti della pianificazione straordinari. Ha poco senso se ci dotiamo di piani per il clima se poi i piani del clima non interagiscono, non collocano con gli strumenti di pianificazione ordinaria. Possiamo fare il piano clima per Venezia, ma se non colloca con il PAT di Venezia, ben pochi saranno i risultati di medio e del lungo periodo. Questo sia per radicare il piano nella ordinarietà del lavoro dell'amministrazione comunale, sia per garantirne i risultati nel medio e nel lungo periodo. Altre sperimentazioni sono in corso, come Juve in parte siamo coinvolti in alcune di queste. Sicuramente l'ultima variante del PTRC della Regione Veneto, anche se è passata abbastanza in sordina, ha introdotto nell'apparato normativo per la prima volta alcuni riferimenti espliciti ai piani di adattamento e di mitigazione nelle aree urbane, dando luogo poi alla programmazione territoriale successiva il compito di svilupparli alla scala locale. Certo, ci sono alcuni problemi, ci sono problemi appunto di integrazione, di tempo e anche di downscaling delle informazioni. Non sempre le informazioni che si hanno, ovviamente da parte che noi prendiamo a prestito come urbanisti e pianificatori da chi si occupa di scienza del clima, l'adattamento dell'informazione alla scala locale. Non sempre la previsione sulla scala del bacino del Mediterraneo, ad esempio, è sufficiente a capire quali saranno gli impatti e quindi che tipo di strategie introdurre nei piani alla scala locale, alla scala comunale, alla scala metropolitana. Questo mi pare che siano alcune considerazioni su cui magari poi torneremo anche nel corso del pomeriggio, ma mi pare importante sottolineare questo aspetto: il tempo e l'integrazione degli strumenti ordinari della pianificazione con gli strumenti della pianificazione per il clima. Altrimenti, devo dire, i risultati, a mio avviso, dal punto di vista del governo della pianificazione delle città, saranno alquanto limitati. Vi ringrazio.
Grazie. Bene.